ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CS Qua, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. Il Veneto si conferma ai vertici in Italia per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2022. I dati sono emersi in occasione del comitato di sorveglianza del programma tenutosi a Mestre alla presenza della Commissione europea, del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che dei rappresentanti del partenariato economico e sociale regionale. Nel solo 2021 la Regione del Veneto ha liquidato ai beneficiari oltre 153 milioni di euro, raggiungendo alla fine dell'anno una quota di aiuti concessi del 79% e di risorse liquidate del 64% rispetto alla dotazione a disposizione del programma, tornando ad un ritmo regolare di spesa dopo le difficoltà del 2020 causate dalla pandemia e dai ritardi nell'assegnazione delle risorse per il 2021 e 2022, che avevano fatto slittare la necessaria modifica del programma per aumentare la dotazione finanziaria a 1.561 milioni di euro. Gli elatteridi sono insetti che colpiscono i tuberi delle patate. La difesa integrata e i monitoraggi del servizio fitosanitario della regione permettono di ridurne naturalmente l'impatto. Gli elatteridi sono insetti che possono compromettere dal 3 al 40% la produzione di patate. Una produzione che in Veneto occupa più di 3.500 ettari, concentrati l'80% tra la bassa padovana e il basso vicentino. Per combatterne la presenza è stato avviato un progetto nazionale di monitoraggio con trappole, applicato anche in Veneto grazie al servizio regionale fitosanitario in collaborazione con le aziende del settore. Questa è solo una trappola per un monitoraggio, per verificare la presenza e il numero di elatteridi, per cui degli adulti presenti in questa zona. L'obiettivo finale è quello di dire, una volta che ho questa scaletta che è stata confrontata a livello nazionale, di dire ok, su questo appezzamento ho quella percentuale di catture, non è un appezzamento idoneo per la coltivazione delle patate perché il mio rischio potenziale di danno arriva a questo. L'altro obiettivo è quello di individuare se c'è una sensibilità varietale nei confronti degli elatteridi e il terzo obiettivo è di vedere anche se c'è una precocità, cioè se io vado a interessare delle varietà precoci se ho meno danni rispetto a una varietà tardiva. Anche per le patate entra in campo la difesa integrata con l'utilizzo di piante utili come la brassicacea. È una pianta che la si lascia crescere e quando è in fioritura, subito dopo la fioritura, viene trinciata e lasciata interrata immediatamente e lasciata nel terreno. Ha l'immediata funzione di creare, di fermentare, di creare un effetto fumigazione. Questo effetto fa allontanare e ridurre la presenza di elatteridi che sono molto dannosi per la coltura della patata. Nei giorni scorsi sul canale 52 di Max ha preso il via la quinta serie di Undercut, l'oro di legno, seguitissime serie televisive ambientate tra le montagne del nord-est che vede protagonisti il mondo dei boscaioli e la filiera del legno. Alla riuscita di questa nuova serie, come in passato, ha collaborato anche Veneto Agricoltura, dato che alcune parti di Undercut sono state registrate nella foresta del Cansiglio. Ed ora, come sempre, spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV. Le temperature sensibilmente elevate, oltre le medie del periodo con punte di 38-39 gradi e il perdurare della siccità stanno determinando per le colture fenomeni di stress idrico più o meno pronunciati ed estesi quasi ovunque. Martedì è previsto l'arrivo di un sistema perturbato che porterà rovesci temporali sparsi e favorirà un sensibile calo delle temperature fino a valori più consoni alla media del periodo. Il tempo a tratti instabile previsto favorirà l'arrivo di qualche pioggia che però sarà a prevalente carattere di rovescio e temporale con possibili grandinate e raffiche di vento. Qualche consiglio culinario dal nostro chef Alessandro Mazzone. Mi sembra che questo caldo di questo agosto ci stia opprimendo e noi però lo contrastiamo con una bella ricetta oggi molto estiva, molto fresca e in particolare un'insalata che in un'isola hawaiana si chiama poké ma che in Italia facciamo da sempre. Cominciando con il riso che lasceremo scondito e tutte le verdure che la nostra terra ci regala. Il cetriolo, le carote che abbiamo precedentemente grattugiato, il pomodorino, il pomodoro arriva da Verona, i piselli di Baone, il mango, un po' di semi di sesamo e del tonno.
guarnendo ancora con un po' di frutta e in particolare il melone, qualche mora, qualche lampone e i mirtilli. A questo piatto andiamo ad abbinare quest'oggi un garganega di Terre di Pietra. Siamo a Marcellise di San Martino, in provincia di Verona, quercia laboriosa. Bevete con moderazione. E questo è veramente tutto. AgriNews, come sempre, vi aspetta nella prossima puntata.